Quartiere San Pio X a Vicenza, un reticolo di strade, case e palazzi. Un tempo molto in là, prima degli anni 50, erano campi ed è proprio in quegli anni che si inizia a costruire ed oggi c'è un San Pio X vecchio, con via Tornieri, via Marasca, via Volpato e uno nuovo cresciuto come i funghi negli anni 80 con le vie con i nomi di pittori. A fare da spartiacque, pardon, quartiere, è la strada che porta a Padova. Come le case e i palazzi sono cresciute con il tempo, il progresso economico e sociale, anche le problematiche e a raccontarcelo sono proprio i residenti come la signora Francesca che San Pio X l'ha visto cambiare e che vive nella cosiddetta parte vecchia. Troppi extra che è un disastro. È una roba che mi dico la verità che vivo da soia, ho paura, perché mi alle 6 di sera è già tutto chiuso. Un quartiere multietnico, pakistani, albanesi, ma non solo, modi di vivere diversi, abitudini e culture diverse in una coesistenza non sempre facile. Ad incalzare Francesca è il signor Silva Antonio che mette sul piatto delle cose che non vanno e su cui chi di dovere dovrebbe lavorare altre problematiche. Di un po' di rifacimento, di segnaletica, ovviamente forze dell'ordine dovrebbero presidiarlo molto di più. Tanta sporcizia e tanta gente che deposita materiali e roba. Una questione di educazione visto che la ricicleria è a 200 metri. Quando tu vai in un angolino nascosto che vedi lattine, barattoli, cicche, mascherine, eccetera, sono cose che fanno i giovani. Dalla sicurezza alla vivibilità, il nostro viaggio nel quartiere San Pio X e le sue problematiche è solo all'inizio.